Perché hai scelto la carta, Pino? Perché la carta, diciamo, è la pelle vegetale del mondo, per me è affascinante. La mia poesia è la traccia, una traccia, qualcosa, una traccia che si lascia. Ciao ragazzi, oggi vi porto nel mondo di carta di Pino Guzzonato, bravissimo artista di Marano Vicentino che io tuttavia incontro qui a Tretto di Schio nel suo laboratorio atelier ricavato in una vecchia falegnameria immersa nel verde sulle colline che guardano la cittadina. Tutto quello, o quasi, che vedete qui dentro è fatto con la carta che lui stesso produce artigianalmente usando non soltanto il materiale di scarto, la carta scartata, scusate il gioco di parole, ma anche altri tipi di materiali come per esempio la fibra tessile o il legno. Ed è un'arte che lui ha imparato a sviluppare e quindi ad amare soprattutto negli ultimi 30-40 anni. Ed è un'arte che gli ha permesso di essere considerato oggi uno dei più autorevoli e importanti artisti di questo settore a livello mondiale. Negli ultimi 30-40 anni la carta, io avevo cominciato anche prima, ma non c'era ancora a disposizione qui in Italia di materiale di questo tipo. Bisognava importarlo o dalla Spagna o dal Giappone. Però adesso la carta piace a tutti, piace farla, anche se è abbastanza lungo farla, ma non è difficile. Se uno si impegna veramente può fare delle cose straordinarie. L'importante è vedere cosa se ne fa di questa carta. Perché hai scelto la carta, Pino? Perché la carta, diciamo, è la pelle vegetale del mondo, per me è affascinante. Perché copre la terra. Anche dove non copre la terra può succedere che un periodo copre, se magari piove. Ci sono dei vegetali che spuntano anche nei deserti, esplodono e poi appassiscono. Ma prima di appassire del tutto, con quello si potrebbe fare carta veramente. E quindi quella, cioè la carta tu la fai proprio? Sì, la faccio partendo da qualsiasi vegetale, da qualsiasi stoffa. Spesso io i colori li ricavo proprio dai vestiti smessi, non ci do altre tinte. È un caso che io ci dia delle tinte, ma si può trovare il colore che si vuole anche diciamo, negli abiti usati e gettati. Come mi diceva anche l'amico Rigoni Stern, proprio parlando di questo, diceva che io nelle cose buttate le faccio diventare a nuova vita. Ecco. C'è un valore in questo, il valore del ricordo e del recupero. Sì, proprio il valore umano secondo me, perché non si crea e non si distrugge niente in fondo, se si pensa. Cosa c'è qui, Pino? Praticamente è come un computer, il mio computer. Praticamente qui ho racchiuso le mie impronte di grafica sulla carta mia per anni e anni, che rispecchia anni e anni di lavoro. L'ho chiuso in delle teche cilindriche come facevano i romani con le biblioteche. Chiudevano i papiri in delle teche cilindriche e poi facevano la biblioteca come di Alessandria. Ecco. È il tuo archivio? Sì, praticamente è un archivio. Adesso va in mano a una persona che però ama molto queste cose. Nel suo atelier Pino mi ha fatto conoscere un mondo totalmente sconosciuto, a me come presumo anche a molti di voi non abituati a concepire la carta come un concetto artistico o una fonte di ispirazione. Anche se per la verità prima di arrivare alla carta Pino si è cimentato in molti altri materiali come la pietra, il legno, il plexiglass e recentemente anche all'argento che anticamente veniva estratto proprio da queste parti. L'argento è stata una fonte di ispirazione per Pino perché gli ha dato modo di creare una collezione artistica di straordinario impatto emotivo che lui ha chiamato bioesseri. Ma che cosa sono? I bioesseri sono esseri inventati
che possano essere mai esistite o non esistere mai. È praticamente il frutto della nostra fantasia umana, della nostra esperienza che ci accompagna dalla preistoria, cioè dall'inizio del balbettare qualcosa, adesso insomma anche la cosiddetta intelligenza artificiale o i supercomputer, queste cose che io non condivido pienamente, perché per me il frutto vero è sempre del cervello. Possono dare risultati eccezionali anche gli altri ritrovati, come gli studi che fanno, ma non possono mai dare la soluzione della vita. E quindi i bioesseri che messaggio vogliono incorporare? Voglio far vedere giocosamente l'evoluzione in modo fantasioso, fantastico, diciamo. Non sono puri e semplici pagliaccetti o cose del genere. Sono esseri a sé stanti, perché sono nel nostro cervello. In tutte le popolazioni del mondo ci sono queste cose. Non si riesce a spiegare perché, se no. Nel suo lungo percorso artistico, Pino è entrato in contatto inevitabilmente con grandi personaggi dal grande profilo del mondo della cultura e della letteratura nazionali e internazionali, perché pensate che qui dentro, dove mi trovo io adesso, sono venuti personaggi del calibro di Ermanno Olmi, Mario Rigoni Stern, Carlo Mazzacurati e molti altri direttori di orchestra, ma veramente un parterre incredibile di personaggi, adesso non li ricordo nemmeno tutti. Mi ha colpito in particolar modo l'amicizia di Pino con Giorgio Celli, che molti di voi ricorderanno la figura di questo naturalista per i suoi programmi che conduceva in Rai su temi naturalistici legati in particolar modo agli animali. Giorgio Celli veniva spesso qui, si sedeva a tavola insieme a Pino e sua moglie Emilia, parlavano, discutevano, lui era anche scrittore e poeta. E proprio a Pino ha dedicato una delle sue poesie, penso una delle ultime che ha scritto proprio qui, a casa di Pino. Vi leggo gli ultimi versi che sono estremamente significativi perché inquadrano la figura anche umana di Pino. Pino Guzzonato erige castelli di carta che sfidano il vento. Il suo sogno si impenna nei regni della fantasia, con la leggerezza cartacea degli aquiloni. Che cosa vedevano in te, secondo te, Pino? Secondo me vedevano un tratto di poesia, un tratto di fantasia e di poesia che loro spesso inseguono per tutta la vita. C'è senz'altro un tratto di poesia, anche i miei amici scrittori da Meneghello e altri, moltissimi altri, anche giovani, dicono che io sono il poeta del segno, il poeta di... Ecco. E qual è la tua poesia, Pino? La mia poesia è la traccia, una traccia, qualcosa, una traccia che si lascia. Una traccia, veramente una traccia di per sé, proprio il nome di traccia. Un'orma, insomma, diciamo. In tutto questo io noto un viaggio introspettivo, no? Abbiamo ancora, secondo te, la capacità di guardarci dentro, Pino? Sì, secondo me infinitamente, se noi vogliamo farlo. Solo che risolvono tutti gli altri adesso, ci hanno tutto pronto, tutti gli altri, invece dobbiamo essere noi a intervenire. Per me bisogna essere noi. Chi fa arte sente questo bisogno, non dovrebbe sentirlo tutto questo bisogno, per me. Perché altrimenti si cancella l'umanità, si cancella il libero arbitrio. Cos'è l'arte per te, Pino? L'arte non è niente di straordinario. È straordinario che uno la faccia, che uno si operi nell'arte. Ma perché deve fare cose che non servono? Le fanno servire chi? I grandi bancari, eccetera, attribuiscono certe cose all'arte. Ma quasi mai l'arte non è mai nata come speculazione, nasce come bisogno. Dopo sta agli altri attribuirgli il valore che in sé può avere o non avere.